Un esame tra tavoli e fornelli. È quello che ha visto protagonisti lo scorso 13 giugno gli studenti del Centro Servizi Formativi ENAIP di Calalzo di Cadore, struttura che prepara i ragazzi ad ottenere, al termine di un percorso di 3 anni, la qualifica di operatore della ristorazione, cuoco o cameriere di sala e bar. Si tratta di una realtà di formazione professionale che consente ottimi sbocchi nel mondo lavorativo, in un ambito, quello turistico, che sempre più dovrà costituire un elemento portante dell'economia bellunese e veneta. Ad illustrare l'offerta formativa della sede ENAIP di Calalzo è il responsabile dell'unità del centro cadorino, Graziano Sadocco. La struttura formativa del Centro Servizi Formativi di Calalzo di Cadore offre una possibilità di sbocco ai ragazzi dopo la terza media. Questo centro in particolare offre il diploma di qualifica per operatore della ristorazione. L'operatore della ristorazione è un cuoco o cameriere che sa destreggiarsi fra i tavoli e fra le cucine, diciamo, delle sale e dei ristoranti. È un professionista della ristorazione, ottiene la qualifica dopo 3 anni. Dopo 3 anni poi può scegliere o inserirsi nel mondo del lavoro oppure diversamente continuare gli studi con il 4° e 5° anno presso un istituto statale. Al termine di questi 3 anni lui ha un diploma di qualifica professionale che è valido in tutto il territorio nazionale ed europeo. Si colloca al secondo livello del QF, che sono i livelli europei per la formazione e l'istruzione. Fuori di qui il ragazzo ha la possibilità di appunto andare a lavorare presso i vari ristoranti, presso i vari alberghi e sembra che i nostri ragazzi siano anche apprezzati e spesso e volentieri vengono anche richiesti, quindi vuol dire è raro che ci siano ragazzi che rimangono senza lavoro. Più o meno la statistica che è il 70% riesce comunque a trovare un impiego negli anni successivi al diploma. Il 13 giugno c'è stato l'esame finale alla presenza della commissione dedicata, ma anche di numerosi invitati provenienti dal mondo scolastico, amministrativo e della ristorazione locale. Oggi per esempio abbiamo visto la prova d'esame dei futuri cuochi e camerieri. Fa parte del percorso dell'esame che si sviluppa in 3 giorni e oggi c'è stato proprio il momento della prova d'esame di gruppo dove i ragazzi su consegna iniziale di ieri, quando è iniziata l'esame, hanno poi sviluppato un menù e hanno effettuato il servizio del banchetto e anche la preparazione dei cibi. I ragazzi coinvolti in questo esame sono 13. Sono 13 ragazzi che qui tutti più o meno della zona, con alcuni ragazzi che sono poi vengono dall'esterno, in quanto noi qui a Calalzo abbiamo il servizio di residenzialità che permette ai ragazzi di sostare e quindi di vivere, di pernottare, di mangiare qui da noi dal lunedì al venerdì, in quanto noi facciamo proprio dal lunedì al venerdì una full immersion per lasciare liberi i ragazzi alle ore 13 di ogni venerdì. I ragazzi con Vitto vivono in camere da 2-3 posti, ognuno con bagno, e quindi poi sviluppa tutta una serie di attività ricreative e culturali accompagnati sempre dai nostri assistenti. Il centro complessivamente tiene una 60ina di ragazzi suddivisi su 3 corsi e viene preso molto in considerazione ultimamente anche questo servizio di residenzialità. Difatti abbiamo diversi ragazzi che vengono dalle province di Vicenza, di Venezia e di Treviso che soggiornano da noi tutta la settimana. Il centro ENAIP di Calalzo costituisce una risorsa importante per formare professionalità adeguate al servizio di un territorio, come quello del Cadore e della provincia di Belluno tutta, che vuole investire nel turismo. Ne è convinto il sindaco Luca De Carlo. Professioni come cuochi, baristi e camerieri rappresentano, soprattutto per un'area, quella bellunese, non solo cadorina, che vuole darsi una nuova vocazione turistica, sicuramente un capitale umano inestimabile.
abbiamo tutti ovviamente l'ambizione di avere i nostri figli che fanno il liceo classico, il liceo scientifico, e non ci accorgiamo che ci sono delle professioni altrettanto nobili e altrettanto dignitose che escono proprio e si formano in istituti come questo. Noi siamo ovviamente orgogliosi di avere sul suolo di Calalzo l'ENAIP per tutti i progetti che sta facendo anche sul territorio extrascolastici, ma anche e soprattutto per quel segnale che danno ai giovani, e cioè che il lavoro ha pari dignità e tutto il lavoro ha la stessa esatta dignità e merita di essere valorizzato per quello che è. Oggi, se in Veneto 270.000 persone rifiutano determinati lavori, credo che le istituzioni, così come i complessi scolastici, debbano interrogarsi se fino adesso abbiamo fatto un lavoro serio e centrato, oppure se dobbiamo ripartire veramente da quelle professioni che hanno fatto grande il Veneto e l'Italia gli anni scorsi. ENAIP Veneto, che in provincia di Belluno è presente, oltre che con la struttura di Calalzo, anche con le sedi di Longarone e Feltre, svolge un ruolo fondamentale nel rapporto tra mondo della formazione e mondo del lavoro, avvalendosi degli strumenti tradizionali, ma pure proponendo percorsi innovativi. Lo spiega Alberto Biasiotto, direttore dell'Agenzia dei Servizi Formativi per le province di Belluno e Vicenza. Oggi la formazione professionale ha una missione specifica, che è proprio quella di avvicinare sempre di più i propri allievi al mercato del lavoro. Questo lo fa con degli strumenti specifici che la formazione professionale ha a disposizione e che sta utilizzando in tutti i campi. Penso innanzitutto al monte ore che i ragazzi passano presso i laboratori. Oggi su 1000 ore che dura un corso annuale di un anno, circa 500 ore sono dedicati esclusivamente alla gestione di laboratori, quindi in pratica. Ma ci sono anche poi gli strumenti degli stage e dei tirocini presso le aziende. Oltre a questo stiamo anche affiancando alle attività curricolari una serie di corsi, una serie di esperienze, una serie di progetti che vedono i ragazzi coinvolti in attività di formazione anche per adulti, in affiancamento, dove possono avere contatti e relazioni dirette con degli imprenditori, con le strutture turistiche e alberghiere che in qualche modo gli assistono e gli fanno vedere esattamente che cos'è oggi lavorare in un'azienda. Esistono anche delle nuove strumentazioni che stanno mettendo in atto anche in Regione Veneto. Si cita proprio nell'ultimo bando anche le imprese formative, che sono situazioni in cui i ragazzi svolgono un'attività sempre didattica, però in un assetto lavorativo, quindi svolgono un'attività in realtà di impresa, potrebbe essere l'esempio di un ristorante didattico, all'interno del quale devono effettivamente erogare un servizio a fronte anche di un corrispettivo economico. Questo si chiama impresa formativa, è una novità della Regione Veneto stessa che ha definito nell'ultimo bando, e sarà una cosa anche di estremo interesse per seguirla e per vedere come questa si svilupperà nel futuro.